professore Amedeo Colella è pronto a salire in cattedra per impartirci le sue lezioni di lessico, storia ed anetodica partenopea. C'è sempre tanto da imparare. Prendiamo appunti insieme. A Napoli, per dire sbagliando si impara, cioè bisogna imparare dai propri errori, c'è un modo molto colorito per dirlo. O pulp sa da cuocere dall'acqua soia. Ma questa cosa del polpo che cuoce nella sua acqua vale per il pulpetiello alla Luciano, per il pulpetiello affogato, non vale certo per il brodo di polpo, non vale certo nel chiosco in cui siamo adesso, l'ultimo venditore di brodo di polpo napoletano, Lello. La ricetta del polpetiello alla Luciana nasce ovviamente nel quartiere di Santa Lucia, perché lì, insomma, i luciani, i mariti, pescavano questi polpi lì a Santa Lucia, li sbattevano sugli scogli per intenerirli e poi li portavano a casa già puliti e già eviscerati, se no le mogli si industicavano. Alle mogli non rimaneva che per realizzare un guazzetto con un trito di aglio, prezzemolo, qualche pomodorino e nasceva la ricetta del polpetiello alla Luciana. Poi ogni tanto si scurdavano un po' a fuoco, magari si aggiungeva qualche oliva e chiappariello e nasceva un'altra ricetta che era il polpetiello affogato. Ed è straordinario che in lingua napoletana un essere degli abissi, uno che vive nel mare, possa a Napoli morire affogato. Qui da Lello a Foria invece il polpo non si cuoce affatto nell'acqua sua. 33 litri d'acqua che bollono per 33 minuti con dei polpi giganti e ovviamente c'è la simbologia religiosa, probabilmente 33 in omaggio agli anni di Cristo. Questa era la bevanda, è la bevanda che i napoletani consumano volentieri ancora oggi, non moltissimo, nelle fredde notti invernali. Era la bevanda tipica di Porta Capuana, insomma era il tè dei napoletani. Se il brodo era troppo denso o troppo salato bisognava allungare il brodo, e così ancora oggi, no? A strigno brodo si dice a chi si chiede di smettere finalmente di parlare troppo a lungo. Una tazza di brodo bollente restituiva nel freddo inverno napoletano, insomma, quel calore interiore di cui i napoletani avevano bisogno. Si veniva qui e si prendeva una tazza di brodo bollente, ecco qua. E questo alimentava anche una leggenda metropolitana, ve lo devo raccontare. Sull'acqua di cottura del polpo galleggiavano sempre dei sugheri. Questo alimentava una leggenda metropolitana particolare. Si girò la voce a Napoli che per fare il polpo bello tostariello, russicariello, bisognava mettere dei sugheri nell'acqua di cottura. Anche mia mamma metteva questi sugheri che galleggiavano sull'acqua del polpo. In realtà si trattava solo di un equivoco. Al sughero infatti era legato un sondino, un cordino che raggiungeva il polpo, irraggiungibile nell'oscuro brodo. Prendendo con il forchettone ovviamente il sughero, il nostro venditore di polpo riusciva a tirare su il polpo per tagliare la ranfatella che adornava e adorna la tazza di brodo bollente. Nel prezzo della singola consumazione Lello concede un diritto, quello di riempire di nuovo la tazza, ma attenzione, senza la ranfatella. Vi aspettiamo qui, a Via Foria, a degustare l'ultimo brodo di polpo napoletano. Dopo Lello cerchiamo qualcuno che sia disposto a continuare ovviamente questa attività, ma farete presto, bisogna venire qui durante l'inverno freddo. Ai primi tepori della primavera Lello chiude la sua puteca. Questo luogo si vende solo ed esclusivamente brodo di polpo napoletano. La professione di sicuro avvenire il venditore di polpo, dunque qualcuno che è interessato mandi il curriculum direttamente al professore Amedeo Colella. E con questa sorsata di buon gusto partenopeo ci auguriamo ancora una volta buona domenica, buon primo maggio, buona prosecuzione di giornata con la programmazione televisiva di Canale 21. Alle 19:30 torna l'appuntamento con l'informazione, alle ore 20:40 Campania Sport.